Allora, io vorrei intanto cercare di fare un po' di ordine nelle date. Mi risulta che lei ha assunto la carica di Ministro degli Interni del quarto governo Andreotti a partire dal 13 giugno 1978. 13 giugno 78. Luglio o giugno? Giugno 78. Giugno. Quindi Moro era già stato ucciso. Esatto. L'iniziativa quindi di nominare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a capo di quell'organismo contro le Brigate Rosse è successivo alla uccisione di Moro. Certo. Lei sa se prima della uccisione di Moro qualcuno aveva proposto la nomina a capo di questo organismo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa? No. Lei sa per quale motivo? Come? Sa per quale motivo? Quale motivo? Cioè, per quale motivo ci si pensò solo dopo l'omicidio e non anche prima, visto che era un eccellente investigatore? Ma io posso dirle una domanda, ma io posso dirle il convincimento mio. No, convincimento no. Lei deve raccontare fatti. E i fatti sono che non ho mai saputo di iniziative volte a nominare Dalla Chiesa prima dell'uccisione di Moro a comandante di un gruppo sul tipo di quello che poi fu costituito successivamente all'assassinio di Moro. Ho capito. Altra domanda. Il decreto col quale si conferivano al generale Dalla Chiesa questi poteri speciali in materia di antiterrorismo è del 30 agosto del 1978. Questo decreto, a me risulta, venne tenuto segreto e non fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo venne reso noto soltanto alla Commissione parlamentare sul caso Moro. Lei sa perché il testo di questo decreto non venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale? Non glielo so dire, credo che non fosse un provvedimento non idoneo, comunque non necessariamente da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Ma lei sa che per legge i decreti devono essere... Era un modo di organizzare le forze dell'ordine. Ecco, prima avevo detto che è un tipico atto dell'esecutivo, non so, è come se avessimo dato dei comandi. Mi pare, perché... Senta, comunque tutto il paese sapeva di questo decreto. Questo decreto stabiliva che il generale dovrà attuare forme organiche di coordinamento e di cooperazione tra le forze di polizia e gli agenti dei servizi informativi. Dell'attività suddetta degli speciali compiti operativi svolti, il generale della divisione Carlo Alberto Dalla Chiesa riferisce direttamente al Ministro degli Interni. Esatto. Vuole spiegare perché si stabilì che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa doveva riferire direttamente al Ministero degli Interni, saltando le scale gerarchiche e saltando l'anello della magistratura? Ma intanto devo precisare che gli uomini generali della Chiesa, perché così, secondo il lessico così della gente, venivano chiamati i carabinieri, i poliziotti, la Guardia di Finanza a disposizione, un gruppo di 60-70 uomini, e non cessavano, quando lo fossero stati in precedenza, ufficiali di polizia giudiziaria, non c'è ombra di dubbio. Se un uomo del generale della Chiesa veniva a conoscenza di un reato, la prima cosa che doveva fare è di informare l'autorità giudiziaria. Questo lo ricordo bene, perché questa era una delle ragioni per cui, in base alle quali io difendevo in Parlamento questo istituto, questo comando che noi demmo al generale della Chiesa. E fu detto che il generale dovesse rispondere direttamente al Ministero dell'Interno. La parola è riferire. Come? La parola è riferire, non rispondere. La parola usata al decreto è riferire direttamente al Ministero dell'Interno. Riferire perché il Ministro dell'Interno dell'epoca era nella posizione, era l'autorità per la sicurezza nazionale, la massima autorità per la sicurezza nazionale del Paese, era sul fronte della lotta al terrorismo. In base al 165 ter del codice di procedura penale, il Ministro dell'Interno poteva chiedere carte segretate a questo o quel giudice in ragione del suo ufficio. Quindi tutte queste erano le ragioni per focalizzare nel Ministro dell'Interno il punto di riferimento più rilevante, più responsabile della lotta al terrorismo. C'era anche forse anche una ragione politica, cioè questa. Si trattava, ecco il mio convincimento,
Si trattava di creare una struttura capace ad un tempo di creare inquietudine nel campo delle Brigate Rosse e rassicurare la pubblica opinione. Io sono arrivato al Viminale e ho trovato la struttura esistente. Si trattava di creare qualcosa di nuovo, che rappresentasse una svolta nella lotta contro il terrorismo. E quindi questa insistenza sul Ministro dell'Interno rispondeva anche a questa necessità, perché è facile adesso dire si trattava di vincere le Brigate Rosse, indubbiamente, però io sono arrivato al Viminale che sentivo ancora la eco di quel grido dannato né con le Brigate Rosse né con lo Stato, quindi si trattava di mobilitare la gente, si trattava di fare del Ministro dell'Interno e quindi del Governo un riferimento sicuro nella lotta contro il terrorismo. Senta, vorrei approfondire un po' meglio questo punto. Lei stesso ha citato che esisteva l'articolo 165 ter del Codice di procedura penale, che consentiva al Ministro degli Interni di chiedere all'autorità giudiziaria copia di tutti gli atti. Quindi già c'era questo strumento normativo che consentiva di stabilire un filo diretto tra Ministro degli Interni e autorità giudiziaria procedente. Ciò detto, vorrei capire, tenuto conto che esisteva questa norma, vorrei insistere su questo punto, perché si stabilì che doveva riferire direttamente. Doveva riferire su che cosa? Sull'attività di polizia giudiziaria che stava espletando? Il generale Dalla Chiesa era un ufficiale di polizia giudiziaria in base a questo decreto o no? Non mi ricordo. Non era un ufficiale di polizia giudiziaria. Era il comandante di questo gruppo, ma no, e i suoi uomini. Quindi lui, come... Riferiva sulla strategia della lotta al terrorismo, riferiva su come affrontare e così via. Mi scusi. Quindi abbiamo chiarito che lui, il generale Dalla Chiesa, in quanto capo di questo organismo, non rivestiva lui personalmente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, esatto? Mi pare di sì. Non voglio commentare. Quindi diciamo aveva uno status uguale, che possiamo verificare, a quello di un dirigente dei servizi segreti, che anche loro non sono ufficiali di polizia giudiziaria. Ma no, non credo, perché è come un generale di divisione, anche il generale di divisione non è ufficiale di polizia giudiziaria. Non era ufficiale di polizia giudiziaria. Quindi se non era ufficiale di polizia giudiziaria non aveva l'obbligo di riferire alla magistratura in prima persona il generale Dalla Chiesa, doveva riferire a chi? Doveva riferire all'autorità politica, no? E quindi la necessità di scrivere riferisce direttamente, visto che questa possibilità di riferire direttamente dipendeva proprio dal suo status, che non era quello di ufficiale di polizia giudiziaria, da che cosa deriva? Mi spiego meglio. Se fosse stato ufficiale di polizia giudiziaria aveva un senso, perché essendo ufficiale di polizia giudiziaria con un decreto speciale si stabiliva che nel caso specifico del generale Dalla Chiesa, nonostante questa qualità, lui doveva riferire al Ministro degli Interni. Ma tenuto conto che invece non era un ufficiale di polizia giudiziaria, perché si stabilì che doveva riferire direttamente al Ministro degli Interni, cosa che derivava appunto dalla qualità speciale che gli era stata riconosciuta? Non so se sono stato chiaro. Credo di aver già dato la risposta. Evidentemente il generale Dalla Chiesa riferiva direttamente al Ministro dell'Interno piuttosto che passare attraverso il comandante generale dell'Arma, per esempio. Il generale Dalla Chiesa chiese l'inserimento di questa disposizione per crearsi un'autonomia all'interno dell'Arma dei Carabinieri? No, questa fu un'iniziativa del governo. Del governo nella persona di chi? Da parte certamente mia, perché ero il massimo. Fu sua l'idea di inserire questa frase o fu di qualche altro componente del governo? Non ricordo esattamente l'autore materiale di questa idea, ma certamente ne prendo la responsabilità. Il decreto... No, io non dico la responsabilità, questa è chiara. Mi chiedo se lei può, con uno sforzo di memoria, se ci riesce, ricordare se per caso all'interno del governo vi fu qualcuno che suggerì, che propose di inserire questa frase, riferisce direttamente. Non ricordo. Si ricorda se all'interno del governo si discusse su questa dizione, se qualcuno articolò le argomentazioni per cui bisognava inserire questa frase, riferisce direttamente?
No, perché il decreto all'interno del governo che poi interessava il ministro dell'interno, il ministro della difesa, il ministro della giustizia in parte e il presidente del Consiglio. Ebbe una procedura molto rapida, si trattava, venivamo da un mese dal ritrovamento del cadavere dell'onorevole Moro, si trattava di dare questa svolta dura, efficace, determinata alla lotta contro il terrorismo, quindi ha avuto vita facile. Poi naturalmente c'era un interlocutore importante ed era il Comando Generale dell'Arma, perché il generale della Chiesa era un generale dell'Arma e quindi si trattava, quando lei accennava all'autonomia del generale della Chiesa rispetto all'Arma, c'era una sorta di rappresentazione da parte del Comando Generale dell'Arma di fatto, perché io ricordo tutta la pazienza che usavo nei confronti di tutti i generali, i comandanti generali dell'Arma che si sono succeduti, quando venivano non a protestare, ma a rilevare, vede Ministro, il Corriere, gli uomini della Chiesa, l'uomo generale della Chiesa, no, sono carabinieri. Io dicevo, sono carabinieri, sono poliziotti, sono finanzieri che fanno parte di questo gruppo, ma avete ragione, però non è colpa di nessuno se avendo la pubblica opinione enfatizzato il gruppo con riferimento alla persona del generale della Chiesa, parlava dei uomini del generale della Chiesa, ma questa non era un'autonomia formale, era l'oggetto di una rappresentazione, di una percezione che la gente aveva della struttura a cui il governo mise a campo il generale della Chiesa. Mi scusi Ministro, siccome come lei ricorderà le polemiche sulla stampa, nelle forze politiche in ordine al conferimento di questo incarico si incentrarono proprio su questi poteri, riferisce direttamente, io mi permetto di insistere l'ultima volta, se tenuto conto che quello che aveva scatenato le reazioni, che erano questo, e cioè riferisce direttamente, vi fu su questo punto all'interno del governo una particolare attenzione per cui si disse è necessario scrivere, riferisce per questi e questi motivi, tenuto conto che c'è questa reazione da parte delle forze politiche e dell'opinione pubblica. Non so se sono stato chiaro. C'era questa reazione, prima questo lei lo dice. L'ha detta lui stesso. Ci sono state queste reazioni, prima lo chiede. Perdoni, le reazioni sono dopo. Scusi, c'erano queste reazioni. Ma l'ha detto lui stesso che ci furono delle reazioni, no? Noi non l'abbiamo sentito. Glielo vogliamo fare Cerchiamo di ripetere. fare chiarezza su questo punto. Quando noi Prima dell'approvazione di questo decreto. No, prima. Quando dopo. noi decidemmo di nominare il generale della Chiesa a capo di questo ufficio non ci furono affatto delle opposizioni. Sul riferisce direttamente. Prego? Sul riferisce direttamente. Si trattava, il decreto c'è prima la decisione politica, poi viene il decreto. Sulla decisione politica di nominare il generale della Chiesa nessun contrasto. Sul decreto nessun contrasto all'interno del governo. No, del governo, io fuori. In Parlamento gli ho parlato addirittura dell'onorevole Mancini, c'erano ambienti che dicevano che bisognava stare dentro la struttura ordinaria. Noi in quel momento politicamente ritenemmo di dover viceversa mettere in piedi una struttura straordinaria. Dopo l'emanazione del decreto, non prima. Sì. Dopo. Forse la domanda prima. Allora, chiedo scusa, volevo dire, siccome dopo questo decreto, diciamo, l'attenzione politica, la dialettica politica si incentrò proprio su questo punto, io mi chiedo se a seguito di questo dibattito il governo spiegò, No. Ecco, è necessario nel Parlamento, no? A chi faceva questa obiezione è necessario inserire, riferisce direttamente a chi faceva delle obiezioni per questo e quest'altro motivo. Anche perché si chiede una modifica, anche perché si chiese una modifica di questo decreto. Lei non ricorda? Di una modifica non ricordo, comunque non ci fu una modifica del decreto. Sì, non ci fu. Non ci fu, perché ci furono dibattiti, tra l'altro non è che i dibattiti venivano a seguito di interpellanze, di interrogazioni. Non è che il ministro dell'interno dell'epoca fosse in obbligo di iscrivere o di proporre al Presidente del Consiglio di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri cosa il Ministro dell'Interno avrebbe dovuto dire in risposta a questa o quella interpellanza. Il Ministro dell'Interno con la sua responsabilità andava in Parlamento e difendeva il decreto, cosa che io ho detto.
difendeva il decreto, anche perché queste contestazioni via via venivano a cessare. Intanto Giannarai dalla Chiesa cessa da questo suo incarico nel 79, quindi è un anno. E nel corso di questo anno le contestazioni via via venivano a rendersi più fragili, più deboli, a fronte dei risultati forti della lotta contro il terrorismo, dispiegati anche da questo gruppo. Faccio un'altra domanda, mi scusi. Il decreto, abbiamo detto, è il 30 agosto del 1978. Le risulta che il covo di via Montenevoso, dove poi vennero ritrovate le carte, era stata individuata a Milano un mese prima del 30 agosto 1978? Assolutamente no. Non le risulta perché lo esclude o è un'informazione di cui non è in possesso? Escludo perché la notizia che io ebbi della irruzione nel covo di via Montenevoso avvenne in questo modo. Già dalla Chiesa e poi anche altri generali, anche il recente, il generale Bozzo che adesso è in pensione, che fece irruzione nel covo di via Montenevoso, risalirono a quel covo attraverso il ritrovamento di un borsello a Milano, mi pare alla metà di settembre. Va bene, ora facciamo un controllo perché io ho un ricordo diverso, comunque verificheremo. Le risulta che comunque, individuato questo covo, vi furono delle proteste da parte del generale Morelli, capo di Stato Maggiore della divisione dei Carabinieri Pastrengo di Milano, perché si ritardava l'irruzione nel covo? No. Io ebbi notizia, sapevo che c'era in corso una certa operazione, ebbi notizia della irruzione dei Carabinieri dalla Chiesa nel covo di via Montenevoso il 1° settembre del 1978. Mi telefonò mattina presto, verso le 8:30, 1° settembre 1978. No, 1° ottobre, scusa, 1° ottobre 1978. Ottobre, 1° ottobre, chiedo scusa. Dalla Chiesa a Milano mi telefonò, io mi trovavo a casa mia, a Pavia, e ci demmo appuntamento alla caserma dei Carabinieri di Tortona e mi spiegò l'operazione in corso. La mia preoccupazione era il giudice Pomarici della Procura di Milano era diceva già dalla Chiesa, era sul luogo. Ecco, questa è la notizia che io posso dare alla Corte circa l'episodio via Montenevoso del 1° ottobre del 78. Senta, le risulta che le operazioni di perquisizione e di repertazione in via Montenevoso durarono 5 giorni? Non glielo so dire la durata di queste operazioni. Io so che successivamente già dalla Chiesa mi portò 49 pagine fitte del memoriale Moro a Roma. Non so se 2, 3, 4 giorni dopo. Gliele portò direttamente? Ecco, su questo punto qui non so se, perché il gabinetto mi portò queste carte qua, se furono portate direttamente dal governo, dalla Chiesa al gabinetto per darle a me, oppure se attraverso l'autorità giudiziaria. Io so che io decidetti, d'accordo con il Presidente del Consiglio, che queste carte dovessero essere rese pubbliche, per evitare lo stillicidio di notizie false, tendenziose, eccetera. E quindi io non so quando, forse verso l'irruzione del covo fu del 1° ottobre del 78, verso il 10 e 12 ottobre ci fu una conferenza stampa da me tenuta a Viminale, la distribuzione alla stampa di queste 49 pagine del memoriale Moro. Ecco. Senta, a proposito di questo, Era Andreotti. a proposito... L'interruzione non è venuta. No, ma l'importante è che sia... Ha risposto. Ho detto del Presidente del Consiglio, ma è chiaro, voglio ricordare alla Corte che il Presidente Andreotti è Presidente del Consiglio fino al 79, fino all'elezione del 79. Quindi nel 78 il Presidente del Consiglio, da me evocato in questo contesto di discorso, è il Presidente del Consiglio Andreotti. A proposito di stillicidio di notizie sulla stampa,
Lei ricorda se dal 1° ottobre, ha detto una data lei del 10 ottobre, no? 10 ottobre 1978, vi furono sulla stampa anticipazioni sul contenuto del memoriale Moro? Adesso non ricordo esattamente la stampa di quei giorni, ci fu naturalmente grande sconcerto, grande rumore sulla stampa in quel periodo, e proprio in ragione di questo che il governo decise di rendere pubbliche queste pagine del memoriale Moro. Mi scusi, noi abbiamo acquisito al fascicolo del dibattimento alcuni articoli di stampa. In questi articoli di stampa vi sono alcune anticipazioni sul contenuto di questo verbale. Per esempio si dice, prima che ci sia la conferenza stampa, per esempio si dice che in questo verbale di Moro si parla di Andreotti. Esatto? Ora io le chiedo, quando voi avete discusso sull'opportunità di rendere pubblico il memoriale, avete anche discusso del fatto che la stampa comunque era in possesso, o poteva essere in possesso, di notizie sul contenuto di questo memoriale che potevano essere pubblicate in modo sfilacciato, dando vita a una serie di campagne strumentali? Cioè la necessità di pubblicare derivò dalla necessità di troncare queste notizie che venivano spuntando sulla stampa o no? Ma la ragione prevalente, come è capitato in quella circostanza, a notizie comparse sui giornali, può anche precisarci la data? Dopo il 1° ottobre. Sono acquisito al fascicolo del dibattimento. Appunto dico, a quali fa riferimento? Mi riferisco agli articoli di Battistini, agli articoli di Bocca. Che data sono? Di che data 6 ottobre. Sono prima del 10 ottobre. Sì. E allora risponda, onorevole. sì, ma naturalmente come è capitato in quella circostanza e come è capitato anche in altre circostanze successive, quando si prende la decisione di dare conto alla pubblica opinione del contenuto di queste carte ritrovate, molto dipende dalla esigenza della pubblica opinione e anche dal dovere di chiarezza che i pubblici poteri devono avere nei confronti della pubblica opinione. E quindi in ragione di questo noi si decise di dare pubblicazione a queste 49 pagine. Questo. Ho capito. Senta, in quei giorni, il 6 ottobre del 1981, se non ricordo male la data, sono il 6 o il 5, 1978. Può darsi che sbaglio un giorno, il 5 e 6. Giorgio Bocca scrisse, il 6 ottobre, Giorgio Bocca scrisse che il generale Dalla Chiesa, la sera stessa, è acquisito al fascicolo del dibattimento, la sera stessa dell'irruzione in via Monte Nevoso, era venuto a Roma, se non ricordo male, in elicottero, non ricordo il dettaglio, in macchina, e aveva mostrato questa documentazione ad Andreotti. Ad Andreotti. Poi in questo dibattimento è stata acquisita anche la dichiarazione di Franco Evangelisti, allora sottosegretario alla Presidenza, il quale ha dichiarato che la notte in cui vi fu l'irruzione, non ricordo l'ora, verso l'1 alle 2 di notte, se non ricordo male, il generale Dalla Chiesa si recò da lui con questo memoriale che gli fece leggere velocemente, gli disse anche che si parlava in qualche punto di lui e gli disse che doveva mostrarlo, cercò di avere un appuntamento con Andreotti. Ora, la domanda che io le faccio è, naturalmente suppongo che in quel periodo il Ministero degli Interni effettuasse un monitoraggio molto attento della stampa, cioè delle notizie che spuntavano sulla stampa. Quando vi fu intanto questo articolo di Bocca, in cui si dava questa notizia molto forte, e cioè che Dalla Chiesa era venuto per mostrare il dossier ad Andreotti, il Ministero degli Interni si attivò in qualche modo per verificare questa circostanza, cioè chiamaste Bocca, lei ha chiesto ad Andreotti, perché certamente era un fatto, insomma, che andava fuori dall'ordinario regime di notizie. I commenti li lasci stare, pubblico ministero, i commenti li lasci stare, si limiti alle domande. Siamo sempre. Io non ho detto, ha detto è accaduta la pubblicazione in base alle dichiarazioni di Bocca e di Evangelisti. Questo. L'articolo di Bocca è del 6 ottobre del 1978.
Io non ricordo l'articolo di Bocca del 68. Possiamo recuperarlo? Del fatto di cui la testimonianza evangelista sono venuto a saperlo attraverso la lettura delle cronache giudiziarie. Il generale della Chiesa, che già aveva con me una consuetudine molto forte, tanto che io presumo che nulla il generale della Chiesa dovesse tenere per sé, non in relazione al contenuto di quel famoso decreto. Il generale deve riferire al ministro dell'Interno, anche se volete, ma per un rapporto personale di fiducia. Bene, il generale della Chiesa non mi parlò mai di avere dato queste carte al Presidente del Consiglio, le diede al ministro dell'Interno, tanto che io poi li feci vedere al Presidente Andreotti, come era mio dovere di farle vedere al Presidente Andreotti. La domanda che io le pongo è questa: dopo l'uccisione dell'onorevole Moro, il governo si pose il problema di recuperare il memoriale, i documenti scritti da Moro durante la prigionia, per l'ipotesi che potessero essere segreti di Stato che non dovevano essere assolutamente divulgati? Non mi risulta questa iniziativa. Quindi non vi fu un'attivazione per recuperare carte che potevano contenere segreti di Stato? No. Le risulta che in queste carte vi fossero riferimenti a fatti che all'epoca costituivano segreti di Stato? No, mi risulta perché, a parte le lettere di Moro alla famiglia, a vari personaggi politici in quei terribili 55 giorni, nel cosiddetto memoriale di Moro, sia dalle carte trovate dai carabinieri del gruppo dalla Chiesa il 1° ottobre del 78, sia quelle successive ritrovate nel 90, mi pare, 91, praticamente dei segreti di Stato non è che risultassero manifesti. C'erano fatti politici duri, rilevanti, giudizi dell'onorevole Moro, ma segreti di Stato. Tra l'altro le 49 carte trovate nel 78 praticamente contengono già in nuce quello che più ampiamente è contenuto nelle carte ritrovate 10 anni dopo. Le risulta che nelle carte trovate nel 1990 vi era una parte... 1990. Vi era una parte mancante in quelle ritrovate nel 78 che riguardava l'organizzazione Stay Behind. Avendo letto per ragioni istituzionali le carte del 78 e poi avendo avuto la possibilità di vedere e di conoscere indirettamente le carte anche del 90, nelle carte del 78 non c'è riferimento a Gladio, non c'è riferimento alla Stay Behind. Mentre invece quelle trovate nel 90? Io non avevo compiti istituzionali all'epoca perché ero ministro della difesa, sì, ma c'è un'allusione, non c'è, tant'è che poi la propaganda politica, se volete, o il dibattito politico si è più volte chiesto: ma come mai le Brigate Rosse non hanno insistito su questo punto? Come mai? Perché c'era un accenno non molto argomentato, non molto esplicito. Comunque che lei sappia, alla data del 78 l'esistenza dell'organizzazione Stay Behind era un segreto di Stato? Qui io devo dire una cosa, e di questo io porto grande rammarico. Io sono stato ministro dell'Interno, sono stato ministro della Giustizia e sono stato ministro della Difesa in diverse epoche. Bene, io sono venuto a conoscenza dell'organizzazione Behind soltanto nel 1990, quando sono stato ministro della Difesa scoppia la vicenda Gladio e Behind. E lei, in quanto ministro degli Interni, avrebbe dovuto essere a conoscenza di questo? Presumo di sì. E come spiega il fatto che non ne fu a conoscenza? È un interrogativo anche per me.
Quindi, mi scusi, vi sono dei fatti dei quali il ministro, neppure i ministri in carica degli interni sono a conoscenza. È così accaduto per quanto riguarda l'organizzazione BI. E come ministro della difesa pure non fu informato? Fu informato non il 1° agosto quando io arrivai, fu informato successivamente. Di che cosa? L'esistenza di queste BI? No, le dico subito, perché poi la vicenda Gladio, dopo l'intervento che il presidente Andreotti fece, mi pare, al Senato, divenne di pubblico dominio, e successivamente, quando il presidente Andreotti, me concorde, prendemmo la decisione di sciogliermi, perché non c'era più ragione perché continuasse a vivere, né c'era la necessità di dare a questa struttura compiti diversi da quelli per cui era sorta. Ricordo che per ragioni formali l'ammiraglio Martini mi diede una... Mi scusi, posso solo precisare l'epoca in cui apprende queste notizie? Prego? L'epoca in cui sta apprendendo queste notizie. L'epoca è successiva, io divento ministro della difesa il 31 luglio del 90 e questo avvenne più tardi, quando il Behind fu sciolto. Noi prendemmo la decisione di sciogliere il Behind, mi pare fine settembre-ottobre, non ricordo bene, fine settembre-ottobre del 90. Cioè l'uscita del presidente Andreotti è precedente alla sua conoscenza o no? Cioè le dichiarazioni che Andreotti fa... No, è precedente. È precedente? Sì, mi pare che le dichiarazioni in Parlamento di Andreotti vennero alla fine di luglio. Quindi lei lo apprende... o ero stato nominato in quel giorno ministro della difesa o il giorno dopo o 3 giorni dopo. E quindi lei lo apprende come qualsiasi altro cittadino? Esatto, come parlamentare. E lei chiese ad Andreotti come mai lui non l'aveva informato in precedenza? No, ma ci fu una dichiarazione. No. Mi scusi un attimo. Ci fu la onorevole, mi scusi. Tenuto conto che lei era stato Ministero dell'Interno, che era stato Ministero della Difesa, Ministro della Difesa, che quindi aveva delle cariche istituzionali, Ministro dell'Interno, no? Che avrebbero legittimato il fatto, anzi, che rendevano obbligatorio, direi, il fatto che lei venisse messo a conoscenza dell'esistenza di questa organizzazione. Lei chiese ad Andreotti, tenuto conto che eravate stati per alcuni periodi negli stessi governi, come mai lei non fosse stato informato? Ma non ricordo di aver posto questa domanda, certamente la posi quando stavo per dire raccontare questo episodio, che l'ammiraglio Martini mi venne e mi dice: i ministri della difesa che si sono succeduti prima di lei hanno preso atto dell'esistenza di questa struttura attraverso una sorta di firma che hanno apposto ad un certo tabulato, eccetera. E io ho detto: la mia firma che significa? Quando tutto il paese sa dell'esistenza ormai di questa struttura, perché ci furono grosse polemiche, interventi da parte anche del Presidente della Repubblica a questo riguardo, contrasti con le strutture della NATO a Bruxelles, ci fu un duro scontro soprattutto fra la Presidenza della Repubblica e le strutture della NATO. Ecco. Per quello che lei sa, vi furono altri ministri e presidenti del Consiglio che non vennero a conoscenza dell'esistenza di questa organizzazione nel periodo in cui rivestivano naturalmente le cariche istituzionali? Non lo so, dalla lettura dei giornali mi pare che il senatore Fanfani ebbe a fare una dichiarazione di questo genere. Senta, io ho trovato questo articolo a cui ho fatto riferimento, il documento 340 di Giorgio Bocca, 6 ottobre 1978, che dice, nel titolo è: chi ha le carte di Moro? Il generale tace, il giudice ignora. Va bene. Il generale Callalberto della Chiesa tace,
noi vorremmo invece parlare di alcuni aspetti controversi e sconcertanti dell'operazione che ha portato alla cattura dei brigatisti di Milano. Sappiamo che il generale Dalla Chiesa partì nel tardo pomeriggio del sabato da Roma su un aereo militare, atterrò a Genova e poi raggiunse in elicottero la caserma Montello di Milano, che è attrezzata per l'atterraggio. I giudici milanesi Pomarici e Gresti dicono che l'ufficio era stato... I giudici milanesi Pomarici e Gresti dicono che l'ufficio era stato informato dell'operazione ma non rispondono alle domande precise. I magistrati hanno partecipato all'ispezione dei covi, sanno cosa vi è stato trovato, ne hanno avuto visione? Poi continua il punto che ci interessa. Qualcuno comincia a parlare di militarizzazione strisciante, non tanto perché i carabinieri hanno praticamente impedito alla stampa e agli avvocati difensori di vedere gli arrestati, salto una parte tra parentesi, ma perché, come si ha notizia da Roma, le carte Moro sono state esaminate da personalità o politiche o militari prima che dai magistrati. Si dirà che l'eccezionalità dell'operazione e gli sviluppi che essa può avere impongono procedure segrete, ma trattandosi del caso Moro è continua. Lei ha ricordo di questo articolo? Vi ho detto prima che non ricordo questo articolo di Bocca, ricordo bene l'atteggiamento del generale Dalla Chiesa. Le fonti delle mie, evidentemente, conoscenze di quella irruzione e dei dintorni di quella irruzione vengono dal generale Dalla Chiesa. Il generale Dalla Chiesa mi ha escluso nella maniera più categorica, anche successivamente alle polemiche eccetera, che quelle carte potessero essere state fatte conoscere a personalità politiche prima immediatamente dopo il ritrovamento e prima dell'esame da parte dei magistrati. Ricordo che poc'anzi io ho ricordato, quando mi sono trovato con Gian Dalla Chiesa nella caserma dei Carabinieri di Tortona, la mia prima preoccupazione è la magistratura, il pubblico ministero Pomarici è sul posto. Mi scusi, vorrei capire bene. Lei quindi chiese al generale Dalla Chiesa se aveva mostrato le carte di Moro a qualcuno prima che a lei, forse ho capito male. No. Successivamente io escludo che questo sia avvenuto, che cioè il generale Dalla Chiesa che le carte siano state viste da qualche persona politica prima che dal governo, proprio perché il generale Dalla Chiesa mi portò quelle carte e nulla mi disse per quindi quanto riguarda. È una sua deduzione? Sì. Okay. Le voglio fare un'altra domanda. Sappiamo ora, per le carte che sono state rinvenute nel 1990, che già nel 1978 Moro aveva scritto alcune cose che riguardavano l'organizzazione Stay Behind. L'esistenza di questa organizzazione, lei era sconosciuta? L'esistenza? Di questa organizzazione Stay Behind nel 1978? No. Non la conosceva. Onorevole, al microfono. No. Lei la conosceva. Vi era un'autorità superiore a lei, il Presidente del Consiglio, che poteva valutare se il Ministro degli Interni, che non era informato sull'organizzazione Stay Behind, poteva essere messo al corrente di questa organizzazione di cui si faceva menzione eventualmente nelle carte di Moro? Le autorità, il Ministro dell'Interno, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, non so quale altra autorità potesse in qualche modo prendere iniziativa di... Cioè un'autorità diversa dal Ministro degli Interni, il Presidente del Consiglio, poteva stabilire che vi erano segreti di Stato che neppure il Ministro degli Interni poteva conoscere? Per ragioni... Se erano segreti militari, certamente il Ministro della Difesa avrebbe dovuto sapere qualche cosa. Per ragioni politiche probabilmente non c'era ragione che il Presidente del Consiglio dovesse portare alla conoscenza questo cosiddetto segreto al Ministro dell'Interno, ove l'oggetto di questa segretazione non interessasse la convivenza civile degli italiani. Va bene. Senta, quindi ho capito bene, ha detto non c'era ragione. Ha detto. Va bene. Ho controllato l'udienza nella quale abbiamo raccolto la deposizione del generale Bozzo,
del 19 febbraio 1997. Il generale Bozzo ha dichiarato che il covo di via Montenevoso fu individuato il 30 e il 31 luglio 1978 e quindi pochissimi giorni prima del decreto col quale furono attribuiti i poteri speciali, circa un mese prima del decreto col quale furono attribuiti poteri speciali di coordinamento al generale Dalla Chiesa. Siccome lei aveva un ricordo diverso, io la informo che qui il generale Bozzo ha dichiarato questo fatto. Senta, io non riesco a capire, sa, se... Mi perdoni. Quindi, Allora la domanda qual è, al pubblico ministero? no, dico, a seguito di questa dichiarazione del generale Bozzo che abbiamo verificato, lei ricorda meglio, cioè è sicuro che il covo di via Montenevoso non fosse stato individuato prima che venisse emanato? Io non riesco a capire. No, nel senso che la prego non avevo capito, non avevo udito, anzi meglio così, se vuole essere così cortese di ripetere, la prego. Allora, premesso che qui il generale Bozzo ha detto che il covo di via Montenevoso fu individuato intorno al 30-31 luglio 1978 e premesso che il decreto... No, non è così? Io ho un ricordo diverso, lo possiamo controllare, non ho le carte ma un ricordo non è questo. Testualmente, è così, vediamo, dato che ci sono contatti. Pagina 23, posso leggere? Insomma, qua sembra è un'altra cosa. Poi siamo... Gli appunti del collega parlano di... Una cosa progressiva. allora leggiamo la trascrizione. Il covo viene individuato 30-31, viene tenuto sotto osservazione e poi si decide di intervenire. Sì, Esatto. Si capisce con come è importante, ma il covo viene individuato... Ma individuato nei siti che sono entrati, nessuno ha detto che sono entrati. Ed è attraverso la signora Mantovani che il 30-31 viene messo sotto osservazione. Lo vogliamo leggere e così evitiamo i computer, vediamo di trovare. I computer sono con le Può darsi che non è riportato integralmente. Comunque, Presidente, sono le trascrizioni dei dettagli. Allora leggiamo, Infatti, se permettete, posso fare non ci affidiamo alla memoria, leggiamo testualmente. Presidente, se posso fare un'osservazione. Mi pare che la conoscenza del covo e la data del decreto siano cose rilevanti. Ora devo dire che la decisione politica di mettere in piedi questa struttura straordinaria e mettere a capo di questa struttura straordinaria della Chiesa venne molto prima del 30 agosto, non c'è ombra di dubbio. Venne certamente i primi di agosto, tant'è vero che io andai a Merano con il ministro della difesa Ruffini, partendo da Roma, dal presidente Andreotti, per dire riteniamo di proporle, Presidente, di dar vita a questa struttura e di mettere a capo di questa struttura il generale Dalla Chiesa. E questo avveniva il 4-5 agosto, adesso non ricordo bene. Ma la decisione venne presa alle fine di luglio, insomma. Allora, vogliamo leggere questa cosa? Sto aspettando che arrivi il cartaceo. Senta, lei sa quando le carte nel caso Moro furono portate dentro il covo di via Montenevoso, se cioè c'erano fin dall'inizio o se furono portate dentro il covo solo pochi giorni prima dell'irruzione. Ma io dovrei fare parte della...
scusi, di organismi eversivi per sapere se... No, io le ho fatto questa domanda. Scusi. Lei si limita a rispondere. Le ho fatto questa domanda perché, allora lo posso dire, perché la terrorista Bonisoli ha dichiarato nel processo Metropoli: li ho portati io tutta una volta e pochi giorni prima dell'arresto. Quindi è una notizia... Vabbè. Non so. Non lo so. Senta, perché poi dalla Chiesa nel 79 cessò da questo incarico? Le ho detto, cessò da questo incarico perché insistette per ragioni, non escluso una ragione, come dire, civile, sentimentale, familiare. Figlio di carabinieri, comandante, lui voleva terminare la sua carriera, o comunque che nella sua carriera ci fosse questo comando della Pastrengo. Questa è la ragione. Naturalmente accompagnando questo giudizio, questa sua volontà, anche con un giudizio circa l'andamento della lotta al terrorismo che all'epoca a me sembrava un po' troppo ottimista. Ma sa, Ministro, ormai siamo sulla via giusta, siamo sulla via buona, abbiamo fatto molto, quindi il terrorismo è alle corde, eccetera. Io ero un poco di parere diverso. Comunque l'insistenza, perché a noi non sembrava, a noi perché Cossiga e Dio, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, non sembrava a noi lecito, dopo tutto, a forzare la mano dalla Chiesa comandante di una struttura straordinaria. Ecco. C'era certamente un quadro all'epoca della lotta al terrorismo lusinghiero, positivo, però mi sembrava che la strada fosse ancora lunga. Infatti ci furono nell'81 fior di ammazzamenti, eccetera. Però devo dire che nel frattempo era cresciuta la professionalità della polizia, era cresciuta la professionalità, perché io non voglio esprimere giudizi politici, ma esatto, quindi tutto qua. Basta, spiegato i motivi. Senta, lei è mai venuta a conoscenza del fatto che proprio in quell'anno, nel 1979, vi erano o vi fossero dei progetti per uccidere il generale Dalla Chiesa? Mai. Sapevo evidentemente che era in pericolo, come tutti noi eravamo in pericolo. Voglio essere più chiaro. Il progetto uccidere Dalla Chiesa può essere riferito alle Brigate Rosse, no? Questo quindi rientrava nell'ordine di amministrazione. E allora mi riferisco a un fatto più specifico. Cioè, qui un collaboratore di giustizia, Tommaso Buscetta, ha riferito che nel 1979 fu incaricato, tra l'altro anche da alcuni capi della mafia, Stefano Bontate, di contattare delle Brigate Rosse per verificare se le Brigate Rosse erano disponibili a rivendicare l'omicidio del generale Dalla Chiesa qualora questo omicidio fosse stato però eseguito da soggetti diversi dalle Brigate Rosse. Abbiamo poi un altro test, questo è un test che si chiama il maresciallo in candela, il quale ha dichiarato e ha prodotto al riguardo un'agenda che è stata acquisita dal Tribunale, che in un certo giorno, che in questo momento non ricordo, comunque del 1979, apprese da un detenuto che vi era un progetto di uccidere Dalla Chiesa e che informò di questo progetto il generale Dalla Chiesa, il quale non ricordo esattamente come commentò questa notizia. Queste sono, diciamo, le due fonti. Abbiamo anche un altro collaboratore che si chiama Francesco Marino Mannoia, il quale ha dichiarato che sempre nel 1979 ascoltò una conversazione che intervenne tra Stefano Bontate e altri soggetti circa il progetto di uccidere il generale Dalla Chiesa a seguito di una richiesta che veniva da Roma. Queste sono le tre fonti che abbiamo acquisito in questo processo. Ora io le chiedo se lei, tenuto conto di questi elementi, ha avuto mai notizia di questi progetti, quindi non imputabili alle Brigate Rosse, e se ha avvertito in questa decisione del generale Dalla Chiesa di tirarsi fuori dalla gestione dei poteri speciali contro il terrorismo, anche l'intenzione di ritirarsi a Pastrengo, cioè di uscire fuori da una situazione di pericolo personale. No, io non sono mai venuto a conoscenza di questi fatti. Né il generale Dalla Chiesa motivò diversamente la sua insistenza con la quale
voleva andare a comandare la divisione Pastrini. Andiamo a un altro punto. Già dalla Chiesa nominato prefetto a Palermo. Lei sul punto ha reso già delle dichiarazioni il 17 gennaio 95. Lei ricorda se prima ancora di prendere servizio a Palermo il generale della Chiesa le espresse una forte preoccupazione per il fatto che si sarebbe dovuto scontrare con uomini o forze del suo partito? L'ha già dichiarato, ma in relazione a... Sì, l'ha dichiarato in relazione a un momento successivo, cioè Ficuzza, che siamo... Allora io, siccome qui in questo verbale, ecco il motivo, invece lo riferisce... Domanda dell'avvocato Poppa. Sì. Ma mentre nel verbale che io ho lo riferisce al momento prima, quando dalla Chiesa doveva andare a Palermo, mentre stamattina lo riferisce a un momento successivo, quindi quando era già a Palermo, io intanto vorrei che focalizzasse meglio... Non ha fatto riferimento a Ficuzza, a un colloquio... Vabbè, e allora... Vabbè. Quindi ancora deve prendere possesso. Come non detto, non era questo il punto era se nel corso di questo colloquio, di questi colloqui che lei ebbe con la Chiesa, nel corso dei quali il generale della Chiesa le espresse questa preoccupazione di doversi scontrare anche con uomini del suo partito, il generale della Chiesa le fece dei nomi e dei cognomi. Su queste circostanze io venni interrogato già altre volte. Il generale della Chiesa mi disse, io l'ho ripetuto qua, vado io ad assumermi una responsabilità forte e mi dovrò scontrare con ambienti civili di quella città, di quella regione e con ambienti politici. E mi fece espressamente l'indicazione della corrente andreottiana e mi fece il nome di Ciancimino, mi fece il nome di Gioia e parlava anche della corrente fanfaniana. Ecco, questa è la... Ricorda un altro nome riferibile ad Andreotti? Ricordo Lima. Ecco. Quindi le fece anche il nome dell'onorevole Santos. Dica sì perché poi non viene nella registrazione. Sì. Mi pare, sì, credo. No, sì, mi disse la corrente andreottiana e dice, quindi c'è Ciancimino, Lima, eccetera. Ciancimino, Lima, eccetera. Quindi siamo sicuri su questo punto? Prego? Siamo sicuri su questo punto? Lo strumento per ricordarci certe fatti è la mia memoria mi dice di sì. Ecco, no, siccome ha detto mi pare, che sta qui, in ogni processo mi pare, può assumere, lei è sicuro e del resto lei l'ha dichiarato e quindi io non le faccio nessuna contestazione perché lei ha detto proprio questo, senza mi pare, senza dubbi. A proposito di Lima, quindi con riferimento alla corrente andreottiana lei fece due nomi, Ciancimino e Lima. Lei che cosa sa? Se sa qualche cosa, su un incontro avvenuto nel 1976 tra Ciancimino e Andreotti a Roma e sulla adesione di Ciancimino alla corrente andreottiana dal 1976 fino al 1980, cose di questo genere. No, non ne so nulla. Quindi Andreotti non le ha mai detto di avere... Devo precisare che io non sono mai stato, come dire, uomo di partito. Nel senso che non ho mai avuto incarichi di partito. Sono stato membro della direzione quando ero presidente del gruppo parlamentare. Direi che per usare un'espressione, se la Corte me lo consente, ebbi più fortuna a livello di istituzione che non a livello di partito. Quindi non so assolutamente nulla, né ero nelle condizioni di sapere di un incontro fra Andreotti e Ciancimino. Non ne so assolutamente nulla. Quindi non c'era un livello, se ho ben capito, di confidenza tale al senatore Andreotti per cui il senatore Andreotti le informava anche di incontri con personaggi come Ciancimino. Dica sì o no? No.
Lei sapeva nel 1976 chi era Ciancimino, cioè chi era come personaggio, diciamo, attenzionato dall'antimafia in questo senso? La relazione fu pubblicata nel febbraio del 76, vi do questo elemento. Sì, io non avevo incarichi istituzionali allora, c'era stata la commissione antimafia Profundi, c'è stata la soluzione antimafia Cattaneo, eccetera, si leggeva, insomma ero parlamentare, leggevo, eccetera, e sapevo di un'attività qui in Sicilia difficile da parte dei partiti politici, da parte del mio partito e così via, ma non ero al corrente della situazione interna, come qualcuno potrebbe ritenere, del mio partito in Sicilia, così come probabilmente i miei colleghi siciliani non è che fossero a conoscenza della dinamica politica della mia Lombardia. No, non avendo incarichi nazionali, il succedersi delle cose, il passaggio di un personaggio da una corrente all'altra, il groviglio di queste cose, non è che fosse a mia conoscenza giorno per giorno, affatto. Quindi quando poco fa ha detto di non essere a conoscenza di collegamenti, di collusioni di Andreotti con personaggi coinvolti nella mafia, la risposta la dobbiamo intendere entro questi termini. Non ho capito. Ha già dato la risposta. No. Ha detto un'altra Le fa una domanda. Lei può affermare di conoscere gli incontri, i rapporti, le relazioni che il senatore Andreotti nel corso della sua carriera politica ha avuto con personaggi in qualche modo coinvolti in inchieste di mafia? No. Io non... No, la domanda è ammessa. La domanda? Lei deve riferire quello che sa. Appunto sto facendo, signor Presidente. Su quello che non sa, ovviamente non può riferire. Io ho premesso prima che il generale della Chiesa, tra l'altro, mi ebbe sempre a parlare in termini positivi del Presidente Andreotti. No, questo lei non l'ha detto, ha detto il contrario, che Andreotti le aveva parlato in termini positivi dalla Chiesa. Beh, colgo l'occasione per dire anche la reciproca. Comunque vale la reciproca. Ma poi l'aveva detto. Io non sono affatto al corrente di contatti, collegamenti fra i leader nazionali, nella cui famiglia non sono mai appartenuto come leader nazionale. Avessero con Quale questo... famiglia, mi scusi? No, la famiglia dei leader, cioè dei segretari di partiti, capi corrente, eccetera. Ci vuole dire qualche cosa di più su questa famiglia, perché è un concetto che riesce un po' sì. Cosa intende per famiglia dei leader? Ma no, i leader, allora posso fare l'elenco dei leader, cioè i leader nazionali. Io sono appartenuto alla corrente di base, leader del nazionale era il senatore Marcora e così. Sì, e c'erano questo capisco. Leader, Io vorrei io volevo dire che... Mi scusi, onorevole. Perché lei ha usato il termine famiglia con riferimento ai con pura casualità, Di famiglia. È un modo per carità, Abbia pazienza. per carità, non faccio riferimento. No. Avvocato, non proietti su di me dei suoi sospetti, perché certamente io non facevo riferimento. Per favore, evitiamo le polemiche, è un modo di dire che cosa, perché ha detto famiglia. Per favore, spieghi perché ha usato questo termine. Presidente, vorrei chiarire, signor Presidente, per fatto personale, mi scusi, vorrei chiarire che quando io ho detto famiglia non intendevo certamente assolutamente riferirmi a famiglia mafiosa, intendo riferirmi a gruppo, cioè lei quando usa il termine famiglia intende un club, un club ristretto, ecco perché io dico non mi attribuite intenzioni che non mi passavano per la mente. Spieghi per favore questo termine che Ma cosa sì, intendere. volevo dire gruppo, elenco dei leader nazionali. Quando c'era qualche fatto nazionale, i leader nazionali si occupavano della Val d'Aosta, del Triveneto, della Lombardia, del Lazio e anche della Sicilia. Io che non ho mai fatto parte di questo gruppo, o se ritenete di dare un termine spregiativo a famiglia di questa famiglia, io non mi sono mai appartenuto, non so dirle altro. In che senso questi leader nazionali di corrente si occupavano di queste nel corso del quale lei parla anche di Lima?
lei ricorda se Dalla Chiesa, in particolare, lei disse che era ancora convinto, quindi nel 1982, delle dichiarazioni rese tanti anni prima dinanzi alla Commissione antimafia a proposito dei rapporti tra mafia e politica. Lo chiedo perché lei ha scritto un libro che è stato allegato a questo verbale. Sì, nell'88-89. Ma credo che la novità di Dalla Chiesa, dell'ultimo Dalla Chiesa, che Dalla Chiesa mi confermò l'ultima volta che io lo vidi, in occasione del discorso di Ficuzza, era il rapporto fra mafia palermitana e mafia catanese. Questo sì. E non ricordo che questo rapporto fosse da lui, Dalla Chiesa, sottolineato o indicato all'epoca in cui Dalla Chiesa venne ascoltato dalla Commissione antimafia negli anni pregressi. Ecco. Cioè un risveglio mafioso, comunque un affacciarsi minaccioso della mafia catanese, era una delle preoccupazioni generali della Chiesa. Mi scusi, questa preoccupazione della mafia catanese è una preoccupazione generale della Chiesa, la esprime quando già ha assunto l'incarico di prefetto e ha cominciato a svolgere prime indagini, oppure prima di recarsi a Palermo? Io, almeno dalla Chiesa, queste cose le ho sapute quando Dalla Chiesa diventa prefetto di Palermo. Ora io le sto dicendo, se prima ancora di assumere l'incarico di prefetto, nel parlarle di Lima, di Ciancimino, Dalla Chiesa le disse che era ancora convinto delle dichiarazioni che aveva reso alla Commissione parlamentare antimafia negli anni precedenti a proposito dei rapporti tra mafia e politica e dei giudizi che allora aveva maturato su esponenti dei vari partiti, compreso, diceva, uomini della Democrazia Cristiana. No, prima no. Dalla Chiesa non mi parlò di queste cose. Anche Allora, perché i rapporti più forti che io e più intensi che io ebbi con Dalla Chiesa furono in relazione alla lotta al terrorismo, quindi non abbiamo avuto occasione di parlare di mafia, allora, se non quando Dalla Chiesa viene nominato prefetto. Allora, onorevole, io le faccio presente la forma della contestazione, che il 17 gennaio 1995 lei ha dichiarato: ricordo che in un colloquio svoltosi prima della sua presa di possesso a Palermo, il generale espose il seguente concetto: io vado ma mi dovrò scontrare con forza con uomini, io lo esortai ad andare avanti e lui aggiunse anche con forza il suo partito, al che gli dissi che era un prefetto della Repubblica. In questo contesto, per quanto riguarda quella parte della domanda che ha come oggetto uomini politici e democristiani collusi con la mafia, ricordo che il generale Dalla Chiesa, parlando con me, fece riferimento a quanto egli stesso aveva dichiarato ad una commissione parlamentare antimafia, non ricordo se quella Pafundi o Cattanei, circostanza che ho come già ricordato nel mio libro Intervista sul terrorismo a pagina 164, come rilevo dal libro e che ho qui con me e che consulto autorizzato dall'ufficio. Si dà atto che vengono acquisite al presente verbale fotocopie della copertina e delle pagine 164-165 del libro, nelle quali lei dice: si aspettava di scontrarsi con l'ambiente dell'establishment, magari con forze buoni politici. Ne avevamo parlato a lungo. Tra l'altro mi diceva di essere ancora convinto delle dichiarazioni rese tanti anni prima davanti alla Commissione antimafia a proposito dei rapporti tra mafia e politica e di giudizi che allora aveva maturato su esponenti di vari partiti, compresi, diceva, uomini della Democrazia Cristiana. Poi conclude il generale Dalla Chiesa: a tale proposito mi fece i nomi di Ciancimino, di Gioia, di Fanfaniani, che a lui si riconducevano, e infine mi parlò degli amici Andreotti, con riferimento a questi ultimi fece il nome di Lima. Quindi lei ha dichiarato che nel corso di un colloquio, di più colloqui, comunque prima che andasse a Palermo, esprimendo queste preoccupazioni su questi ambienti politici palermitani e con riferimento a questi nomi, il generale Dalla Chiesa disse: io sono ancora convinto di quello che dissi quando fui ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia sui rapporti mafia e politica. Questo è quello che lei ha dichiarato. Ora ricorda? Sì, ma in occasione, lei poc'anzi mi ha fatto una domanda pressoché analoga e io pensavo che si riferisse a incontri o colloqui già dalla Chiesa su questa tematica periodi pregressi.
Quando noi prendiamo, quando io questo- prendo la decisione di proporre al governo generale della Chiesa come prefetto di Palermo, io ho questi incontri e colloqui con il generale della Chiesa, e ne ho fatto parola anche prima. E in uno di questi incontri mi dice: ma io andrò a scontrarmi probabilmente con ambienti anche del suo partito. Lei è prefetto della Repubblica, non guardi in faccia a nessuno e vada avanti. Questa è stata la mia risposta. Quindi conferma queste dichiarazioni? Certo che confermo queste Conferma queste dichiarazioni. Ecco, la domanda successiva è: visto che dalla Chiesa lei aveva espresso queste preoccupazioni che riguardavano Lima, lei andò da Andreotti per comunicargli che il generale Dalla Chiesa aveva preoccupazione di scontrarsi con uomini della sua corrente e in particolare con Lima? No. Perché? Perché non ho ritenuto di farlo, perché non mi è sembrato opportuno farlo. Perché, scusi? Lei era ministro degli interni? Ero ministro degli interni, ma erano giudizi che il generale della Chiesa dava di probabilità su quello che avrebbe incontrato o con cui si sarebbe scontrato, ma non ho ritenuto che ci fossero estremi per cui io dovessi riferire queste cose alla personalità politiche, all'allora Presidente del Consiglio e al ministro Andreotti, anzi Andreotti allora Presidente della Appunto. Commissione Esteri. Quindi un altro... Un momento, siamo 32. Ho capito. Ricorda se dalla Chiesa le parlò anche del sindaco di Palermo, Martellucci? Mi parlò del singolo Martellucci, dalla Chiesa, quando venne a Palermo, come prefetto di Palermo, scontava di poter trovare intorno a lui freddezza in alcuni ambienti, o in molti ambienti. E ricordo che nell'ultimo incontro che ebbe con lui, il 20 di agosto dell'82, mi parlò di un incontro che per ragioni di cortesia formale egli ebbe con il sindaco dell'epoca Martellucci qui a Palermo, e mi disse che fu un incontro freddo, puramente burocratico, e di questo si doleva dalla Chiesa, perché dalla Chiesa riteneva che il prefetto, quel determinato prefetto, fosse accompagnato da un consenso generale che probabilmente non incontrava. Ecco la ragione per cui io ritenni di venire il 20 di agosto in Sicilia per dargli forza, per dirgli che il governo era dalla sua parte, per dargli coraggio, perché non assumesse un atteggiamento fragile rispetto ai compiti che gli stavano dinanzi. Mi scusi, torno un attimo indietro perché mi era sfuggita una domanda. Memoriale Moro, 1978. Ancora Moro? Sì, sto tornando un attimo indietro. Lei quindi porta questo memoriale ad Andreotti. Le chiedo, ricorda se Andreotti lesse questo memoriale in sua presenza? Io ricordo bene, quelle 49 pagine le portai ad Andreotti nel suo ufficio privato di Piazza Montecitorio, e eravamo soli, Andreotti in capo al tavolo, io di fronte, gli diedi queste pagine e Andreotti ne fece una lettura che a mio giudizio era una lettura piuttosto veloce. 49 pagine fitte, io ci ho spiegato più di un'ora e mezza a leggerla. Andreotti è stato piuttosto rapido nel leggere questa. E niente, non fece alcun commento, perché nei giorni successivi si decise, perché questo avveniva in incontro con Andreotti, e veniva il primo ottobre l'irruzione, credo il 2, il 3, un giorno dopo, la decisione di rendere pubbliche queste 49 pagine di cui si parlò poc'anzi fu di qualche giorno dopo, e niente, io
mi ero un po' stupito della lettura piuttosto veloce che il Presidente Andreotti faceva di quelle 49 pagine. Del resto queste cose io le ho scritte nell'88-89 in quel libretto Interviste sul terrorismo. Onorevole, lei ha detto che in taluno dei suoi colloqui con il generale Dalla Chiesa, il generale Dalla Chiesa le manifestò delle perplessità in ordine ai propri poteri, ma ho appuntato testualmente la sua risposta, si parlava soltanto di prefetto e non di alto commissario. Certo. Eravamo all'interno. E poi, quindi conferma questa risposta. E poi ha fatto un accenno alla legge 121, cioè ai poteri che questa legge conferiva ai prefetti per andare al di là delle competenze provinciali. Ma la legge 121 di che anno è? È dell'81. Ricorda se in base a 21 marzo 81. Ricorda se ad esempio per questa parte fosse assolutamente inattuata? Come per questa parte? Cioè che il prefetto, il generale Dalla Chiesa le avesse manifestato o avesse manifestato in generale una sua perplessità circa la impossibilità per un prefetto, sia pure per il prefetto di Palermo, cioè di un capoluogo di regione, ad esempio di materialmente convocare gli altri 8 prefetti della regione. Ma io credo di aver già risposto a questa domanda, perché ci fu una grossa polemica, come loro ricorderanno, sui poteri dati o non dati al generale Dalla Chiesa. Il generale Dalla Chiesa fu nominato dal governo prefetto della Repubblica. Allora non si parlava affatto di alto commissario, prefetto della Repubblica, e per le ragioni che ho detto qua e che qui non ripeto. Sì. Sapeva il generale Dalla Chiesa di non essere operativo sul piano della sicurezza, sul piano dell'ordine pubblico, sul piano dell'attività investigativa. Doveva essere, questo era l'accordo, doveva essere il terminale di un'intelligence che potesse sulla mafia, sulla criminalità organizzata, pervenire dalle altre regioni, dalle altre città. Da qui la convocazione di un summit, di una riunione dei prefetti di quelle città che io ho nominato per il giorno 7 settembre. Tenga presente, che questo dobbiamo anche dire, che il prefetto Dalla Chiesa prende... Mi perdoni, onorevole, quella convocazione del 7 settembre che inizialmente doveva essere il 3 settembre, era del prefetto di Palermo o del ministro dell'interno che nell'occasione riuniva i prefetti della Sicilia? Ecco, i prefetti. Io invece le ho posto la domanda incentrata su questo punto. Il prefetto Dalla Chiesa le manifestò mai la impraticabilità di una sua posizione, sia pure di primus inter pares, rispetto agli altri 8 prefetti siciliani, a prescindere eventualmente da altre perplessità circa la possibilità di essere un terminale, per usare le sue parole, di questa sorta di intelligence che provenisse anche dalle altre regioni? Cioè le disse mai: ma signor Ministro, come faccio io se sono soltanto il prefetto di Palermo, ancorché mi chiami Carlo Alberto Dalla Chiesa?
Ma la necessità di convocare i prefetti da parte del Ministro dell'Interno era proprio in funzione del superamento di ostacoli, difficoltà che avremmo potuto incontrare sul piano dei rapporti reciproci fra prefetto e prefetto. Da quella riunione doveva venire fuori ed essere fissata su un protocollo l'iniziativa, l'idoneità del prefetto della Chiesa di convocare questi prefetti volta che avesse riconosciuto la necessità. Questo era un mio intendimento che avrei portato nella conferenza dei prefetti il giorno 7 settembre. Quindi quella conferenza doveva essere ancora un anello per arrivare a quel discorso. Anche perché, voglio sostenere, perché il prefetto della Chiesa... Chiarissimo, signor... Prego? Chiarissima la risposta. Le faccio un'altra domanda. Perché non, o perlomeno ricorda se qualcuno prima di quella data, quindi di quel 3 settembre dell'82, pensò di istituire la figura dell'Alto Commissario, che pure venne immediatamente istituita circa 20 giorni dopo l'uccisione del prefetto Dalla Chiesa? Perché lei, rispondendo ad una precedente domanda, aveva detto: abbiamo parlato soltanto di poteri prefettizi, non abbiamo mai parlato di Alto Commissario. Alla luce di questa sua risposta esauriente sul punto, le chiedo: ci fu qualcuno che in questi cosiddetti 100 giorni del prefetto Dalla Chiesa avanzò l'idea di nominare Dalla Chiesa Alto Commissario, o lo stesso Dalla Chiesa si propose come Alto Commissario in modo da poter risolvere questi problemi di coordinamento interno ed esterno? No, non ci fu nessuno che prospettò l'ipotesi di un generale della Chiesa Alto Commissario, così come poi divenne Alto Commissario il prefetto De Francesco e così via. Si parlò sempre di prefetto, e nella ricognizione, di questo ho anche parlato in precedenza, ma ripeto, che io ho fatto per vedere quale consenso avrebbe ottenuto questa nomina del generale della Chiesa a prefetto di Palermo, nessuno mi prospettò l'idea di un Alto Commissario. Ci fu poi polemiche successivamente alla morte di Dalla Chiesa. Io non so, ricordo per esempio che scrissi un articolo sulla Repubblica, non so se nell'agosto del 90 o nell'agosto del 91, proprio per difendere la scelta di Dalla Chiesa come prefetto di Palermo sulla base dei convincimenti che io qui ho avuto occasione di esprimere. E in quell'occasione, polemizzando anche con il presidente Andreotti, che riteneva che in ogni caso questa scelta del prefetto fosse probabilmente da accompagnare con una carica di Alto Commissario, cose di questo genere. Aspetta. Il soggetto, mi scusi, mi ero distratto un istante per parlare con il collega. Il soggetto di questa intervista nel 90-91 chi è? No, è un articolo che ha scritto esatto, quindi difendendo. Sì, ho capito. No, perché lei mi dice c'era qualcuno che prospettavi all'epoca il prefetto della Chiesa come Alto Commissario? No, io dico di no all'epoca. Sì. Successivamente, nei dibattiti che di volta in volta ricorrono, mi pare che il senatore Andreotti avesse espresso l'ipotesi che probabilmente era meglio nominarlo Alto Commissario che non prefetto, e io difendevo in quella circostanza l'istituto prefettizio del generale della Chiesa. Senta, ricorda se prima dell'ultima occasione in cui lei ha incontrato il prefetto Dalla Chiesa, il 20 agosto dell'82 mi pare, a Ficuzza, sì, c'era stata una intervista del generale Dalla Chiesa
a Giorgio Bocca su Repubblica, nel corso della quale il prefetto lamentava in particolare qualcosa? Sì, ricordo questa intervista, ricordo anche un incontro che io ho avuto al Viminale con Dalla Chiesa. Mi scusi, ricorda questa intervista, quindi il significato di questa intervista perché lo ricorda? Lo ricordo perché... Cosa lamentava il prefetto Dalla Chiesa? No, io la ricordo questa intervista perché non è di tutti i giorni che un generale dei carabinieri o un prefetto rilascia interviste. Almeno all'epoca era così, adesso un po' meno, ma insomma senza che il Ministero e il Ministro competente ne fosse preventivamente informato. Ma di questo io non ho fatto una questione. Col generale Dalla Chiesa, che dopo un'intervista ebbe occasione di incontrare da me convocato al Viminale per un comitato. Mi scusi, altrimenti perdiamo il filo della domanda. Il filo rosso... Chiedo scusa, non perde il filo della domanda, doveva completare, stava completando un discorso. Il pubblico ministero fa le domande, avvocato Sbacchi, per Ma cortesia. signor Presidente, Per cortesia, siete voi che fate le domande e quindi voi che interrompete, per favore. La domanda alla quale ritengo ancora l'onorevole Rognoni non abbia fornito risposta è: qual era il significato di quella intervista? E l'onorevole ha risposto soltanto ricordando che non era stato preventivamente informato dell'intervista stesso in quanto Ministro dell'Interno. E io vi chiedo, a parte questo che attiene al rapporto Ministro-Prefetto, io le dico il significato di quella intervista, ricorda quale fu, che cosa lamentava? Se lamentava un'interpretazione dell'intervista, un'interpretazione delle parole di Dalla Chiesa. Il contenuto dell'intervista, Presidente, cioè se lo ricorda. Il contenuto dell'intervista lo conosciamo, si chiede un'interpretazione, non è consentito. Non è un'interpretazione, perché mi serve per porre eventualmente una domanda. Comunque già abbiamo acquisito i verbali del maxi processo in cui l'onorevole ha deposto ampiamente su questi argomenti. L'ho detto poc'anzi, c'era il problema dei cosiddetti poteri della Chiesa. La Chiesa era un po' perché stavo dicendo, adesso credo che sia la volta buona. Sì. Il generale Dalla Chiesa in sostanza prende possesso di questa carica di prefetto di Palermo immediatamente dopo la morte del povero onorevole Latorre. In realtà doveva prendere possesso molto più tardi, poi gli avvenimenti hanno indotto il governo ad accelerare l'immissione. Poi ma già Dalla Chiesa non è che dal maggio fino al 3 settembre stette sempre a Palermo, ci fu anche il matrimonio della Chiesa e quindi ci fu l'estate, eravamo in una crisi di governo, andò in crisi il governo Spadolini, che poi fu riproposto paro paro dopo un mese e mezzo di crisi. L'agosto il governo si trovava in crisi e il generale Dalla Chiesa lamentava questa lentezza per esempio avevamo deciso di fare questa conferenza dei prefetti e questa conferenza dei prefetti non era ancora stata fatta, l'avremmo dovuto tenere il 7 settembre, lamentava questi poteri, si sentiva un po' stretto, questo è il contenuto del resto è acquisito agli atti, basta leggere questa intervista. Quindi alla luce di questa risposta le pongo... Mentre mi sembrava molto più interessante da parte è che quando io vedo per la prima volta Dalla Chiesa, dopo un'intervista di Bocca, Dalla Chiesa entra nella stanza e dice: ma io, signor Ministro, lei deve scusare, io ho dovuto rispondere a un'intervista. Generale o prefetto, lasci perdere, sappiamo come avvengono le cose, ne parleremo ancora di questa cosa, vedremo. Ecco. Quindi lei incontra anche per una ragione molto evidente, perché io convocai il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al Viminale quel giorno, mi pare l'11 o il 10 agosto, dopo l'eccidio di Bagheria, che è stato questo tremendo ammazzamento che c'è stato Carlo Alberto. Prego? La cosiddetta operazione Carlo Alberto, così la denominarono. E allora convoca il prefetto e non c'era margine evidentemente per parlare di questa divagazione o comunque importante che fosse, ma della intervista a Bocca. Quindi desideravo chiederle,
lei aveva incontrato il prefetto Dalla Chiesa subito dopo l'intervista e prima della cerimonia di Ficuzza. Esatto. E a Ficuzza ci va anche per dimostrare ufficialmente Sì, questa per dare attenzione verso la denuncia che era stata fatta dalla Chiesa? Per dare testimonianza dalla Chiesa del sostegno a 360 gradi da parte del governo. Passiamo ad un altro argomento che è stato già toccato in sede di esame da parte della difesa. La vicenda, diciamo, Locurto, per meglio intenderci. Lei conferma di non avere mai saputo nulla, né in modo specifico né in modo generico, della esistenza di esposti di tipo potenzialmente disciplinare da parte del giudice Locurto in direzione dell'allora presidente Carnevale? No. Lei aveva come sua responsabilità di Ministro della Giustizia una posizione sulla cosiddetta vicenda Carnevale nel periodo in cui fu Ministro della Giustizia? Sì, nel senso che io quando sono arrivato alla giustizia, a parte quella iniziativa che poi portò alla conferenza nazionale di Bologna, avevamo imminente la campagna per il referendum sulla giustizia più giusta, sulla giustizia giusta, che poi fu celebrato il referendum l'anno successivo. Nel novembre 87. Nel novembre 87, esatto. E già allora si cercava di mettere su dei provvedimenti, di prendere dei provvedimenti che poi furono qualificati, il cosiddetto pacchetto Rognoni, nell'anno successivo. Poi non se ne fece nulla perché ci furono le elezioni, ma in questo pacchetto vi erano anche dei provvedimenti più generali che magari... No, onorevole, mi scusi, forse non sono stato Sì, no, ho capito. È una premessa? Sì, è una premessa per dire questo. Allora. Fra questi provvedimenti c'era un provvedimento, tra l'altro, che vietava o che avrebbe dovuto vietare ai magistrati di essere componenti collegi arbitrali. E siccome mi risultava che il presidente Carnevale fosse frequentemente all'interno di questi collegi, non c'era ragione di non andare avanti in questa iniziativa da parte del governo solo perché di mezzo c'era il presidente Carnevale. Non solo, ma per questa frequenza in questi arbitrati, eccetera, e l'atteggiamento, il mio personale atteggiamento nei confronti del Carnevale non era un atteggiamento di apprezzamento. Io ho sempre avuto delle riserve nei confronti del presidente Carnevale e questo lo sapevano anche i miei colleghi, dai quali probabilmente dei miei colleghi, dei miei collaboratori, dai quali probabilmente finivo per mutuare anche un loro giudizio, e quindi la Casa dei Monti, e quindi Livio Pomodoro, e quindi Peppino La Greca. Questi erano i miei collaboratori più immediati. Tra questi c'era pure Pietro Brignone? Brignone faceva parte del gabinetto, però non è che avessi... Ecco, quindi lei espose questo suo indirizzo anche ai suoi collaboratori e segnatamente mi interessa al consigliere Casa dei Monti? Casa dei Monti sapeva i miei convincimenti. Quindi questo era un convincimento del quale poi, o perlomeno, prima di farle questa domanda gliene faccio un'altra. Qual era l'indirizzo che lei aveva dato, se aveva dato un indirizzo, circa la trattazione degli esposti aventi contenuto direttamente o indirettamente disciplinare? Ma guardi, io avevo una grande fiducia di Casa dei Monti e in Casa dei Monti.
Tra l'altro mi era sembrato, mi è costata fatica, perché il capo gabinetto dell'epoca e per tanti anni in precedenza era stato un esimio magistrato, Zarabuda, che era diventato un po' un'istituzione di via Arenula. E nonostante questo, nonostante l'apprezzamento che ho per questo anziano magistrato, io ritenne di chiamare il gabinetto a Casa dei Monti, perché c'era una sintonia di rapporti, avevo fiducia. E per quanto riguarda proprio le azioni disciplinari, io ricordo di aver dato così informazioni, disposizioni, perché se li vedesse il Casa dei Monti e mi portassero all'attenzione solo quelle che era necessario che il Ministro le vedesse. Oppure quelle che erano assolutamente infondate o che comunque a un giudizio di Casa dei Monti fossero infondati gli esposti in vista di un esercizio dell'azione disciplinare, che non me li facessero manco vedere, insomma. È un esposto disciplinare, chiaramente, coinvolgente l'allora Presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione. Lei non ritiene che dovesse essere portata alla sua attenzione, sia pure da un collaboratore di estrema fiducia e tranquillità quale Casa dei Monti? Se fu portato o se non fu portato? Sì, appunto, non può emettere un giudizio. Aveva dato disposizioni che per casi rilevanti la sua attenzione personale dovesse essere attivata oppure no? Questa precisazione non l'ho mai fatta, rientrava probabilmente queste indicazioni, non l'avevo mai fatta, ho fidato questo settore al filtro di Casa dei Monti. Le faccio un intervento vuoi in senso positivo, cioè di aprire un'azione disciplinare, vuoi in senso negativo di archiviare, avente ad oggetto l'allora Presidente Carnevale, non sarebbe stato un caso nazionale? No, non è ammessa la domanda. Presidente, in questi termini non è ammessa. Sto usando il bisturi perché, le lo dico subito, abbiamo acquisito agli atti di questo dibattimento le testimonianze, in parte anche documentate, di due magistrati, il già ricordato dottor Locurto ed il dottor Mario Almerighi. Abbiamo agli atti, purtroppo divenuti irripetibili per questa parte per la prematura scomparsa del consigliere Casa dei Monti, le dichiarazioni rese dal consigliere Casa dei Monti il 17 gennaio del Immediatamente dopo la mia 95, esattamente immediatamente dopo la sua audizione. La sua è delle 17:10, quella ebbe ad iniziare alle 21:45. E abbiamo un quadro di ricostruzione che converge tra le dichiarazioni. Signor Presidente, non è consentito che si non può fare delle valutazioni su quello che è venuto fuori. Su quello che è venuto fuori non può fare delle valutazioni in questa sede. Pubblico Ministero, le convergenze sono valutazioni, Pubblico Ministero. Non è possibile, non sono ammissibili. Presidente, cerchi di fare la domanda in maniera l'onorevole sa perfettamente di che cosa intendo parlare, perché analogo quadro gli è stato posto dal... Non ha importanza. Qua siamo in dibattimento e il Tribunale non può ascoltare, non può consentire questo tipo di domande. Presidente, io intendo chiedere, come chiedo al teste, se ha motivo, basato su dati di fatto, per ritenere che
il dottore Locurto e il dottore Almerighi possano aver detto cosa non vera. Si oppone alla domanda, motivi, non si può chiedere. Se ha elementi di fatto. Elementi di fatto. Di fatto. Può rispondere? Io non ho nessun elemento di fatto per argomentare un giudizio di questo genere. Sono fatti che non stanno dentro la mia memoria e non sono accaduti. Io sono venuto a sapere queste cose successivamente. E allora proseguo. Lei comunque esclude che il dottor Casadeimonti gli abbia parlato di questo fatto o non ha ricordo? Non escludo che me l'abbia parlato. Le devo allora fare presente la formula introduttiva della contestazione del caso Locurto. Il procedimento disciplinare, insomma. Sì, Va bene. che il 17 gennaio del 95 lei a questa domanda ha risposto: tuttavia non ho assolutamente ricordo di questo fatto, anche se in linea di ipotesi non posso escludere che il fatto in sé sia effettivamente accaduto ed io, atteso il tempo trascorso, non ne abbia serbato memoria. Io escludo questo fatto e naturalmente a ciascuno di noi può capitare di domandarsi, visto che è la memoria che ti porta sotto gli occhi i fatti, se la memoria non ti porta sotto gli occhi i fatti vuol dire che questi fatti sono da escludere. Può capitare che la memoria ti faccia qualche brutto scherzo. Io in questo caso escludo, anche per un'altra ragione, che è una novità, perché io mi sono sorpreso molto quel giorno quando, prima ancora che fosse terminata la mia audizione e si trattava di verbalizzare quello che ho detto, io vidi comparire alla porta dell'ufficio a Roma dove fui interrogato il Casadeimonti. Sì. Tra l'altro credevo che venisse, il quale chiedeva, visto che si era faccia completare. credevo che venisse a prendere i suoi colleghi per portarli a cena, visto che erano le 9. Poi sono venuto a sapere che invece era stato chiamato come persona informata dei fatti, così come ero stato io. Io non sapevo di questo. E tra l'altro ho vissuto 2 o 3 giorni in grave disagio, perché dico, ma come Casadeimonti, a cui io avevo dato tanta fiducia, come mai non mi ha detto nulla di tutte queste cose qua? Perché i signori magistrati mi dicevano: Casadeimonti ha detto che... Io ho detto no, non mi risulta, non è vero, non ho mai avuto sott'occhio questo esposto. Io 2 o 3 giorni dopo incontro Casadeimonti e non Casadeimonti ha detto, che altri magistrati avevano detto, l'abbiamo citato perché sì, Casadeimonti è stato sentito dopo, lei sì, però nell'incontro che io ho avuto nella mia prima deposizione del gennaio 87 si diceva che il giudice Locurto o il giudice Almerighi avessero parlato con il Casadeimonti e che Casadeimonti gli avrebbe detto l'azione disciplinare in un primo tempo vista come possibile non sarebbe poi stata ritenuta tale per un intervento estraneo. Ecco. Quindi Casadeimonti c'entrava in questa cosa qui. Allora io ho detto, ma strano, questa storia. Vedo Casadeimonti dopo le cose e mi dice, no, guarda, e mi ricorda che c'era questo comitato filtro, che dopo una serie di esami molto attenti, eccetera, il suo collega Brignone gli aveva espresso l'opinione che quell'esposto non fosse passibile di azione disciplinare. Quindi è escluso successivamente il Casadeimonti, e togliendomi da una situazione così non di difficoltà verso me stesso. Dico questo perché escludo che la memoria mi abbia potuto giocare dei brutti scherzi, perché Casadeimonti mi ha detto: io non ti ho mai portato sul tuo tavolo l'esposto nei confronti. Quindi l'elemento di novità
tra la dichiarazione del gennaio 95 e oggi e questo colloquio con Piero Casadeimonti? Successivamente. E allora, alla luce di questo, chiediamo in parte qua l'acquisizione del verbale, perché esiste il contrasto. Il test sta riferendo che oggi ci viene a dire escludo perché Casadeimonti, dopo che queste dichiarazioni, mi ha detto che non mi aveva mai detto nulla. Quindi non c'è nessun elemento endogeno, nessun elemento soggettivo, individuale dello stesso test che lo porta a modificare ragionevolmente, ad avviso del pubblico ministero, la risposta alla medesima domanda, e quindi per questo motivo chiediamo l'acquisizione di questo verbale. Signor Presidente, si oppone. Il test poc'anzi ha detto la memoria certe volte può fare degli scherzi, e io mi sono chiesto, interrogato, se per caso, visto che altri l'avevano detto, non ci fosse un vuoto di memoria. Poi ha aggiunto, avendo appreso che Casadeimonti era stato interrogato e scervellandomi sui comportamenti anomali di Casadeimonti, a un certo punto ha chiesto che cosa è successo. Io a questo punto credo che non ci sia un elemento di contrasto, ma un fatto appreso successivamente alla data della deposizione. Quindi si oppone. Si riserva di decidere. Andiamo avanti. Io vorrei precisare una cosa, se mi permette, proprio perché ho ritenuto di ricordare a me stesso che la memoria è quello strumento che ti consente di avere sotto gli occhi i fatti pregressi, e se i fatti non ci sono vuol dire che la memoria non ti riporta, ma può anche essere, come nella specie, che i fatti non si sono verificati e quindi la memoria non ti riporta. Siccome nel verbale si dice, in ipotesi che, dopo l'incontro con il Casadeimonti successivamente, io escludo in una maniera più categorica che quell'esposto sia stato messo sul mio tavolo. Non c'è stato nessun difetto di memoria, quell'esposto non venne mai portato sul mio tavolo perché l'ha dichiarato Casadeimonti, e perché io, non avendone ricordo, vuol dire che quel fatto non è mai stato in rerum natura. Prego, pubblico, la difesa si è da fare 9 domande.